Ma certo, è tutto un magna magna alla fin fine, ma mi fa stare bene. Sì, 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 canzoncina che piace sicuramente ai miei figli. Buongiorno, buongiorno, sono le 12:40. Meno 3 a Pontida, guarda qua, guarda che bel cartello, ragazzi. Il popolo di Pontida è quasi pronto. Pontida meno 3. Matteo Salvini che si fa la fotografia con migliaia di persone dietro. Faccela vedere, Francesco, faccela vedere. Questa è proprio una cosa da goduria. L'avete mai provata questa sensazione? E certo, se siete venuti a Pontida almeno una volta, siete entrati in questo popolo gigantesco, avete sentito parlare lingue, dialetti diversi, avete assaggiato culture diverse perché Pontida poi è un gigantesco mercato di emozioni anche mangerecce. Ogni regione ha un suo stand con i propri prodotti e la propria politica, chiaramente, uniti ma all'interno delle differenze. E quindi come dicevamo un tempo, le nazioni della Lega. Ogni regione non è soltanto una regione, ma è molto di più, è una nazione, porta le proprie proposte. Questa sarà la Pontida 2024, signori, con il buongiorno da Sammy Varin. Sono qui per ricordarvela, certo, ma per dire che alla fine sarà tutto un magna magna. Io vado a fare un giro, guarda, guarda, guarda dove vado. Là. Vado sul Corriere della Sera. Tu dici, dai, ma che fantasia Sammy Varin che va sul Corriere della Sera. Eh sì, dici, potevo fare di meglio, però guarda cosa titola oggi il Corriere. Servizi segreti a Pontida, dall'Ungheria controlli per la sicurezza di Orban. Volontari al raduno, quest'anno debutto della polenta col Branzi. Ale! Oh, signori, c'è un motivo importante per cui Sammy Varin questa domenica sarà sul Sacro Pratone di Pontida, la polenta col Branzi. Aspetta che vado nell'articolo, signori, le cose importanti. Allora, non spaventatevi se sentirete parlare strane lingue a Pontida questa domenica. Ci saranno le guardie del corpo di Orban e chiaramente parleranno loro ungherese, magari anche stretto, dialettale, eccetera. Non spaventatevi, e saranno insieme a noi. Se mi portano un po' di goulash, io sono anche più contento. Ora, leggo il pezzettino che mi interessa dell'articolo sul Corriere. Intanto la macchina organizzativa viaggia a pieno regime. All'inizio della settimana era stato segnalato l'arrivo di 150 autobus, ma si pensa di arrivare a 200 autobus, quelli che ogni giorno vi elenco, che da tutta Italia partiranno questa domenica per portarvi sul Sacro Pratone di Pontida entro le ore 10. Per la prima volta è attiva anche una app che registrerà tutte le presenze, dal pullman alle auto private. Saranno inviati nei parcheggi messi a disposizione da 6 aziende. Mi raccomando, lo dico chiaramente per chi magari insomma dice ma sì, parcheggiamo dove capita. Questo è l'allarme che suona. Attenzione, perché a Pontida non c'è più la Lega ad amministrare. Tu dici cosa vuoi che cambi? Cambia. Non vorrei, io non l'ho ancora intervistato, il nuovo sindaco che mi sembra piuttosto vicino al PD. Non vorrei che l'attuale sindaco di Pontida in provincia di Bergamo, dove questa domenica ci saranno 100.000 persone, abbia in mente di rinvigorire le casse comunali mettendo la multa a chi non parcheggia perfettamente la propria auto. Quindi, bada ben, Sammy Varin fa l'appello figlio d'Apollo, attenzione a dove parcheggiate. Hai visto, hai sentito, ci sono parcheggi messi a disposizione da 6 aziende, quindi l'ultimo problema che avrete è parcheggiare. Chi non è mai venuto a Pontida, c'è una statale, praticamente lungo questa statale ci sono tutti i parcheggi. Il Sacro Pratone prima o poi arriva, vi fate una passeggiata di 1 chilometro con un fracco di altra gente come voi, con le bandiere, c'è una figata. Tu sei lì, passi, arrivano bandiere di tutte le zone d'Italia, ma anche dall'estero, hai sentito che arrivano anche dall'Europa. Sarà veramente una cosa particolarissima quest'anno.
è stata razionalizzata, questo lo scrive il Corriere, è stata razionalizzata la distribuzione degli spazi da ristoro che da 6 scendono a 4 con la creazione di un grande tendone a metà del palco. Ma soprattutto, signori, il mio appello, figlio d'Apollo, ha avuto successo, ho perorato questa richiesta per mesi, signori, c'è a Pontida il debutto della polenta. Raga, anche perché insomma siamo in autunno, fa freschettino, ha piovuto fino adesso, ma arriverà il sole per Pontida. Mago Varin prevede sole questa domenica a Pontida, però la polenta ci sta da dire, ragazzi, la polenta ritorna a Pontida. È chiaro, negli scorsi appuntamenti era un po' difficile, perché è difficile la situazione, complessità organizzativa, scrive il Corriere in maniera forbita, ma soprattutto perché c'erano 30-40 gradi gli altri anni, quando facevamo Pontida la facevamo in settembre. Bene, la polenta, parliamo di cose serie chiaramente, la polenta sarà servita a scelta con le salamelle. Abbiamo 1 tonnellata di salamelle, tutte mie, quelle di Pontida saranno tutte mie. Polenta con salamella. Scusate, mi viene da piangere, io quando parlo di queste cose, anche perché io adesso sono qui a parlarne con voi, ma lo sapete bene che io non potrò allontanarmi neanche un attimo dal gazebo di Radio Libertà, perché sarò lì, perché se vado via un attimo e poi lo so che quando arrivate, come non c'è Sammy Varin? Ha detto che era lì al gazebo e non c'eri, sono passate faccio questo appello disperato, se per favore qualcuno, ma ne basta uno, tu dici adesso se fai l'appello te ne arrivano 150 di salamelle, portatevi una polenta con salamella, ma ci sarà anche, e questo forse mi eccita ancora di più, il branzi, che è un formaggio buonissimo delle valli lombarde, lo dico per voi meridionali che porterete altre squisitezze incredibili, ma il branzi non ce lo avrete. Beh, il branzi alla piastra, a Pontida ce ne saranno 300 kg per il branzi alla piastra, o il salame, solo 150 kg di salame. Chi non vuole la polenta potrà scegliere il pane, chiaramente pane, ne saranno pronti 900 kg di pane, e visto che l'anno scorso erano terminati prima di mezzogiorno, signore, raddoppiamo la quantità di arrosticini per tutti, signore, 24 cartoni da 100 spiedini l'uno. Lei gli piace l'arrosticino? Mi dicono di sì, un arrosticino prenotato quindi per Lorenzo, molto bene. Ci sarà anche la porchetta, ma solo per chi arriva prima. Solo 10 kg di porchetta questa domenica a Pontida. È chiaro che il consiglio del Sammy Varin, come vi do il consiglio, appena arrivate con pullman, senza pullman, venite subito a salutarci allo stand di Radio Libertà, siamo lì insieme a tutti gli altri, ma lo vedete da lontano, c'è scritto Radio Libertà e poi riconoscete chiaramente i capelli lunghissimi di Sammy Varin. Passateci subito a salutare, a darci una mano acquistando i nostri gadget, ma soprattutto dopo di noi andate a comprarvi un arrosticino, una polenta, dico, sono robe buone che purtroppo vanno via molto facilmente, anche perché il leghista tipo è perennemente affamato a Pontida, per cui certo ci sono i giovani che arriveranno il giorno prima, la Pontida dei giovani questo sabato alle 17:30 è chiaro che cominceranno a mangiare de gusto, poi loro si fermano lì anche a dormire, non si sa ancora come e dove, non è chiara la cosa, è sempre una roba molto fumosa, sta cosa di dove dormiranno i giovani sabato sera. Fatto sta comunque che quando arrivate meglio che vi prenotiate il vostro paninazzo, in modo che, sai, avete comunque un'immersione completa nella situazione pontidiana, mangiando anche qualcosa del territorio lombardo. Poi chiaro, finita la polenta, finito
il panino con la salamella lombarda o ancora meglio con il branzi alla piastra, bello bruciacchiatino, che buono, eh? Vi fate un giro negli altri stand, perché ogni stand avrà i prodotti tipici di quella zona. Quindi una figata incredibile. Oltre ai prodotti, chiaramente troverete anche la politica territoriale di ogni zona, con i rappresentanti della Lega di ogni regione italiana. E questa chiaramente è una cosa che ci piace tantissimo, perché io continuo a dirlo, questa autonomia la facciamo sganciandoci da Roma e facendo capire alla gente che nessuno meglio di voi può conoscere i problemi del vostro territorio. Certamente non Roma. Per cui sulle maniche troviamo dei politici che abbiano voglia di applicare, di prendere al volo questa autonomia differenziata. Occasione davvero unica e ho sentito Pierluigi Pellegrin questa mattina che ha intervistato un professore che parlava come Miglio. Risentitevi la replica sul podcast nel pomeriggio o questa sera, lo sapete che tutto va in replica dopo le 22. A un certo punto questo professore, a proposito del fatto che bisogna staccarsi da Roma, e insomma ha detto anche basta in questo sud con questa cultura parassitaria. Stavo per andare fuori strada con l'auto, cultura parassitaria, signori. E non vogliamo mancare di rispetto a nessuno, però il Sud deve capire che non può vivere soltanto di elargizioni, di bonus, di aiuti, eccetera. Bisogna rimboccarsi le maniche, soprattutto sugli argomenti di cui il Sud va fiero, come ad esempio il turismo, i prodotti tipici, le cose ancora buone e tradizionali richieste da tutto il mondo, ragazzi miei. Torneremo sull'argomento, ma d'altronde questo è tutto magna magna. Lo sappiamo, magna magna, no? C'è la buona politica, c'è la politica meno buona, che è quella, certo, di voler dire no a qualunque cambiamento, perché bisogna sempre dipendere da Roma. Signori, sto per andarmene, certo, non prima di avervi ricordato che tra un quarto d'ora, 20 minuti, Sammy Varin sarà in onda. Sì, lo facciamo anche quest'oggi. Il potere al popolo, ancora per poco, sapete cosa c'è nell'aria? Qualcuno ha già iniziato a capire? Qualcuno ha letto sui social qualche messaggio pissi pissi bao bao, pissi pissi bao bao, cazzo dici Sammy Varin? Che vengo a fare la mattina. E sono le cose. Cosa ridi? È una roba seria, cioè la rassegna stampa, non c'è niente da ridere, è una cosa serissima. Sammy Varin farà una rassegna stampa dalle 7:30 alle 9:30, molto easy, molto soft, molto facile da comprendere. Chiaramente non sarò all'altezza di quelle fatte finora da Giulio Cainarca, però è un modo diverso, ecco, di intendere, di spiegare la politica, soprattutto a chi magari non gli piace tantissimo, e poi chiaramente avrò le vostre telefonate, sarà una roba divertentissima, fatta apposta appunto per strapparvi un sorriso ogni tanto, e chiaramente il nostro condirettore arriverà subito dopo di me a mettere i puntini sulle i, ma in senso buono. Ho spoilerato una cosa che non si doveva, no, ormai si sa, è chiaro, ognuno la dice a suo modo, noi la diremo nel modo forse ancora meglio, facendo una bella spiegazione corale. È chiaro che io torno tra un quarto d'ora. Comunque, mica succede da domani, o in futuro, magari dal 14 di ottobre, ho sparato a caso. Dopo arriva Matteo Di Benedetto, signori. Alle 13:10 ci colleghiamo con il capogruppo della Lega a Bologna, che ha un fracco di robe da raccontarci, qualcuna anche forse che non conoscete. E poi certo, potere al popolo e potere a voi, ascoltatori, e quindi aspetto le vostre telefonate, aspetto le vostre sensazioni in attesa del nostro arrivo sul Sacro Pratone. Avete ascoltato È tutto magna magna,